Bentrovati, iniziamo, grazie per essere venuti anche questa domenica. Salutiamo subito il nostro ospite che è il professor Stefano Bottoni, un benvenuto per favore. Alessandra, Francesca, con l'associazione Comunico, con la lingua dei segni, è una cosa a cui teniamo tantissimo. Grazie anche a voi per il vostro lavoro. Dunque, quest'oggi siamo con Stefano Bottoni. Stefano Bottoni insegna storia dell'Europa orientale all'Università degli Studi di Firenze, è un grande esperto delle questioni che riguardano l'Europa orientale, si è occupato a lungo di Ungheria, di Romania, si è occupato a lungo di una rilettura critica della riunificazione dell'Europa dopo la caduta del muro di Berlino e la fine dell'Unione Sovietica. È stato a lungo docente in Ungheria, che è per metà la sua patria. Stefano Bottoni è bolognese ed ungherese contemporaneamente per i suoi genitori, però siamo stati felicissimi di accoglierlo a Firenze perché ad Orban ad un certo punto Stefano Bottoni non stava più bene. Per cui siamo molto felici di averlo a Firenze, alla nostra università, e di averlo con noi quest'oggi. Io con un po' di malizia ho detto vabbè, lui è per metà ungherese, quando gli chiederò di che libro vorrà parlare mi risponderà Sándor Márai, non Marai, Sándor Márai. Buongiorno. Márai. Márai. Gli ungheresi sono impronunciabili. Assolutamente, Sì, sì. assolutamente. E mi aspettavo, dice sì, va bene, certo, porto quell'autore lì, vabbè, sembra, io aspettavo le Braci, e lui invece mi ha detto il sangue di San Gennaro, è stata una fulminazione. Non parlo altro perché non vedo l'ora di ascoltarla. Stefano Bottoni, grazie. Funziona? Buongiorno a tutti, si sente? Ok. Sono abituato a parlare a persone, ma non a così tanti, e soprattutto nelle aule universitarie ormai si parla quasi più allo schermo che a persone fisiche, quindi devo dire, lo so che forse non è la prima volta che lo sentite, che è molto bello, come dire, essere in un posto così magnifico davanti a così tante persone, la avverto veramente anche come una grossa responsabilità. Vorrei veramente ringraziarvi di cuore innanzitutto, e non sono parole formali appunto di questo invito. Sapevo qualcosa di questa iniziativa grazie a persone che mi sono care, però quando ho visto il cartellone dell'iniziativa per quest'anno ho detto ma io non, come faccio a entrarci, come dire, c'erano nomi troppo grandi, come dire, rispetto alla mia persona, per cui davvero vi ringrazio e spero di non deludere la vostra attenzione. Io sono molto legato a questo scrittore, lui si chiama Sándor Márai. Qualcuno di voi potrà ricordare che nella seconda metà degli anni 90 divenne molto famoso in Italia e anche in altri paesi, ma in Italia ebbe una fama particolare grazie a quell'editore geniale che è Adelphi, che pubblica tante cose straordinarie, anche di posti strani dell'Europa e non, che generalmente non conosciamo. E tra gli scrittori strani di posti strani cominciarono a pubblicare quest'autore molto prolifico, di cui però quasi nessuno, e non soltanto in Italia o in Germania o negli Stati Uniti, ma anche in Ungheria, e adesso vi spiego che non è la sua patria, è una patria adottiva, poi vi dico dov'è la sua patria, che le storie sono sempre complicate, di cui quasi nessuno conosceva nulla. Era uno scrittore che divenne famoso ben dopo la sua morte, e la sua fama ha un percorso estremamente accidentato. In Italia divenne famoso, molto famoso, quando in particolare uno dei suoi libri, che è Le Braci, vendette, credo 1 milione di copie. Qualcosa di assolutamente eccezionale, divenne un autentico caso letterario. Parliamo del 97-98, un primo ministro venne fotografato in spiaggia con questo libro che leggeva e contribuì notevolmente alla fama ulteriore di questo scrittore e di questo libro, e da allora
almeno nel decennio successivo, tanti dei suoi libri sono stati pubblicati. Uno di questi è, per l'appunto, Il sangue di San Gennaro, di cui vorrei parlarvi. Vi dicevo una cosa interessante. Maroj è ungherese e non è nato in Ungheria. Perché? Uno non nasce in Ungheria. Più precisamente, lui nasce in un posto che allora era Ungheria e oggi non lo è più. La storia si fa estremamente complicata. Nasce nel 1900 in un posto che è la monarchia austro-ungarica, la duplice monarchia. Questo posto si chiama Kossuth, oggi si chiama Košice, ha un altro nome. Quando Maroj nasce, e lui è figlio della piccola aristocrazia locale, lui è ungherese, la sua famiglia è sassone, quindi provengono dalla Sassonia, oggi parte della Germania. È bilingue, minimo, nasce in una città che parla ungherese, il padre è un avvocato, anzi è il presidente degli ordini degli avvocati di Kossuth tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, quindi è un personaggio in vista del notabilato locale. Passa un'infanzia tutto sommato spensierata, diciamo, in un ambiente molto confortevole per i suoi tempi, è nel suo paese. È un ungherese, è di lingua ungherese, in una cosa che si chiama Regno d'Ungheria all'interno della duplice monarchia. Tutto a posto. Arriva la Prima Guerra Mondiale, 1914, finisce la Prima Guerra Mondiale fra il 1918 e il 1919, Kossuth non è più la sua città. Viene invasa dalle truppe cecoslovacche e viene annessa a una nuova creatura politico-diplomatica che si chiama Cecoslovacchia. Le persone che ci abitano devono fare una scelta. O dichiarare una propria lealtà, fedeltà, in particolare ai funzionari pubblici, cioè compiere un atto di giuramento alle nuove autorità, oppure lasciare il paese. Si chiamano optanti, è l'opzione. Non è un'opzione facile, c'è una scelta, è meglio che morire, però è un'opzione molto secca. Presti giuramento, dichiari di essere un buon cittadino cecoslovacco e ti metti a ragionare in un altro ordine di idee, impari un'altra lingua, lo slovacco in questo caso, o il ceco, che quasi nessuno parlava a Kossuth. Nonostante il contado fosse in parte abitato da contadini slovacchi, succedeva in Europa centro-orientale. La città di cui oggi si parla tanto, Leopoli, era una città polacca ed ebraica fino alla Seconda Guerra Mondiale. Gli ucraini stavano nel contado, non si volevano neppure troppo bene, tra quelli della città e quelli del contado. Leopoli diventa ucraina quando viene annessa con forza all'Unione Sovietica, gli ebrei muoiono tutti, vengono sterminati, i polacchi lasciano dal primo all'ultimo la città e si trasferiscono nella Polonia di oggi. Molti degli ungheresi di Kossuth nel 1919, 20, 21 lasciano la loro città. La famiglia di Maroj è uno di questi. Il nostro eroe, quindi a 19 anni, aveva appena terminato il liceo, era avviato a una brillante carriera intellettuale, voleva diventare un giornalista, uno scrittore, deve lasciare questo posto, il posto della sua infanzia, non ci tornò praticamente mai più. Andò in Germania, si iscrisse a una scuola di giornalismo, che non terminò mai, però fece il giornalista. Lavorava per la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Lo mandano a Parigi a fare il corrispondente. Lui è perfettamente bilingue ungherese e tedesco, parla benissimo il francese, parla molto bene l'inglese, poi imparerà un po' di italiano e la lista potrebbe continuare. È un cittadino poliglotta come tanti della sua generazione e della sua zona. È abbastanza normale da quelle parti, in quella situazione storica, avere a gestire un patrimonio linguistico così diverso. Il che
non ti fa dimenticare però una tua appartenenza. Maroj è un ungherese, senza patria. La sua patria è andata. La sua vecchia patria, la monarchia asburgica, non esiste più. È stata smembrata. L'Ungheria, quella piccola, quella creata dal Trattato di Trianon, è un surrogato, molto più piccolo, molto più povero, frustrato, traumatizzato. Questo è un trauma che gli ungheresi, gran parte degli ungheresi, non hanno mai dimenticato. Se lo portano dentro. È una ferita. Spesso gli si chiede, ma il passato è passato. Il passato non passa. Quel passato non passa. È una ferita che ci si porta dentro, il che non vuol dire automaticamente voler recuperare dei territori perduti, avere sentimenti di revanscisti, no? di rivincita territoriale. È una ferita. Significa che quando si va in certi posti li si avverte come propri o li si avverte come perduti. C'è un senso di dolore quasi fisico nel passeggiare in certi posti. Maroj non volle quasi mai tornare a Koscia, lo fece durante la Seconda Guerra Mondiale, quando tornò sotto il dominio dell'Ungheria, grazie a Hitler però, e tutti sapevano, o molti immaginavano, quali sarebbero state le conseguenze della riannessione di una parte della Cecoslovacchia all'Ungheria in quelle condizioni, con quelle coordinate geopolitiche. Non ci volle mai più tornare perché provava dolore, rabbia, sconforto e impotenza. Vive un po' in Germania, poi torna nel 1928 in Ungheria e ci rimane fino al 1948. È l'Ungheria dell'ammiraglio Miklos Horthy. È un regime plurale, ma non democratico. È molto conservatore, anzi ideologicamente quasi reazionario. Maroj che cos'è? È un borghese. Si definisce tale. Uno dei romanzi più famosi è Le confessioni di un borghese, Polgár Vallomásai, 1933, anno carico di significati. In ungherese la parola borghese, che è polgári, è polisemantica, può significare due cose. Una è appunto il nostro significato di borghese nel senso di ceto, la posizione sociale. L'altra è la parola civico, civile. Quindi il borghese è il cittadino dotato di spirito civico, è il cittadino attivo, è un cittadino che partecipa alla vita pubblica, è come dire democratico, con un'accezione però diciamo legata alla classe media. Maroj è anche antifascista. Si trova proprio nel 1938 davanti a un dilemma enorme. Quando la sua città ritorna alla cosiddetta madrepatria, il dilemma è gioirne oppure no. Ha delle pagine molto intense in cui gioisce. È felice che Koscia non sia più Košice e torni ad essere una città che parla prevalentemente ungherese. Però ci sono delle ombre. Le ombre sono due. La prima è che, avendo vissuto in Germania e conoscendo perfettamente la cultura tedesca, sa benissimo che cosa significa Hitler, non soltanto per la Germania, ma per tutta l'Europa. E già nel 1938 sa che questa avventura sfocerà in un conflitto potenzialmente mondiale. Hitler non si fermerà ai Sudeti, non si fermerà a Danzica. Il suo appetito non conosce limiti. E che quindi la ripresa della sua città avrà un prezzo terribile, che pagherà la sua gente. Proprio coloro che sfilano entusiasti, no? Per le strade di Budapest, per le strade di Koscia, per le strade di tutta l'Ungheria, rivendicando le riannessioni territoriali. L'altra cosa è che ha una moglie, Lolo. Lolo è ebrea. Non è facile essere ebrei in Ungheria negli anni 30. È possibile, non ci sono discriminazioni enormi, però il clima è pesante. Gli ebrei erano stati integrati con un successo straordinario nella monarchia asburgica. Uno dei più grandi successi storici della monarchia asburgica era
di avere integrato e fatto entrare non soltanto nella società moderna, ma nella borghesia, nelle arti, nel mondo imprenditoriale, nelle libere professioni, centinaia e migliaia di persone di un talento straordinario. Dopo il 1918-19, per esempio, in tutti i censimenti di questi paesi compare una nuova rubrica, la nazionalità. E nella nazionalità compare una casella che prima non c'era, ebreo. Queste persone si dichiaravano ungheresi di fede mosaica. Nessuno si classificava come ebreo. A un certo punto questo diventa un incasellamento. E l'incasellamento, dalla seconda metà degli anni 30, diventa la possibilità da parte dei regimi di andarti a trovare, di cercarti, di trovarti, di perseguitarti, di discriminarti. Durante la seconda guerra mondiale, che Maroj e la sua famiglia trascorre prevalentemente in Ungheria, la moglie quindi va a subire, in particolare dalle leggi antiebraiche del 41, una persecuzione. Maroj è parte di questo. Lui non è ebreo, è agnostico, per lui la religione, come tanti ungheresi. L'Ungheria è un paese abbastanza precocemente secolarizzato, per lui la religione non ha una grande importanza. È un borghese, razionalista, ungherese, europeo, con dei tratti un po' aristocratici, vezzosi, molto legato al suo ambiente d'origine. Odia profondamente queste discriminazioni che sente, però vive in un mondo che le considera normali. Nel 1944 la moglie deve nascondersi, sfugge per un pelo alla deportazione nei campi di sterminio dall'Ungheria. Poi arrivano le truppe sovietiche, tra il 1944 e il 1945, Maroj è in Ungheria, a Buda, nella sua casa, sotto al castello. Della sua casa non resta nulla, quella zona viene bombardata e in modo sistematico l'assedio di Budapest è una delle cose più terribili della seconda guerra mondiale, tra novembre e febbraio 44-45, di molte zone della città non resta praticamente nulla. Maroj potrebbe andarsene, potrebbe averne tutti i motivi. È uno scrittore borghese in un paese dove è entrata l'Armata Rossa e dove già dalla primavera del 45 è chiaro che tipo di regime sarebbe stato instaurato. Conosce le lingue, ha un network internazionale, non vuole abbandonare l'Ungheria, crede a un'utopia, quella di poter costruire in quelle condizioni, in quel paese, una qualche democrazia. Quest'utopia per lui regge 3 anni. Nel 1948 capisce che è finita, non c'è più alcuna possibilità, è scesa la cortina di ferro, si è istituzionalizzato il regime comunista, quello che allora chiamavano le democrazie popolari. Che termine, è come evacuazione ad est, corridoi umanitari, operazione militare speciale. Le parole, come diceva Nanni Moretti, sono importanti. Dobbiamo usare le parole giuste. Non c'era molto né di democratico né di popolare. Era una dittatura monopartitica, anche molto violenta, soprattutto in quegli anni. Maroj diventa una non persona. Viene bollato dagli ideologi del regime, tra cui anche Lukács, il grande filosofo Lukács, che è in prima fila in quel momento nel fronte culturale e nella costruzione di una nuova cultura socialista che deve radere al suolo le antiche fondamenta. Viene bollato come Polgari Hero, scrittore borghese. La sua memoria deve essere cancellata. Nel giro di qualche mese Maroj sparisce dai libri di testo, dalle librerie, dalle biblioteche. Di Maroj non soltanto non verrà stampato più nulla in Ungheria fino al 1989, ma lui diverrà uno dei pochi veramente innominabili. Maroj non è nominato. È in un certo senso la coscienza sporca di un regime o di tanti regimi. Era considerato di destra, non era di destra. Era un borghese. Credeva in un qualcosa, in una democrazia di tipo occidentale, che poi avrebbero realizzato per esempio in Austria, pochi chilometri più in là, che però in Ungheria non era possibile, per le ragioni che conosciamo. Nel 1948 se ne va. Seconda emigrazione, dopo il 1919 lascia nuovamente la patria. L'Ungheria comunista non è
più la sua patria. Se ne va in Svizzera, in uno dei paesi, no? Uno dei pochi che non aveva combattuto, paese lindo, intatto, ricco, non gli piace, non ci si trova. Dopo 7 settimane scende a Posillipo, va a Napoli, lì trova una patria e Napoli diventa non soltanto lo sfondo, è il cuore pulsante di questo romanzo, e non soltanto di questo romanzo, ma anche di una cosa straordinaria che sono i suoi diari. Comincia a scrivere i diari nel 1943 e smette quando si spara a 89 anni nella sua casa di San Diego, solo, abbandonato, totalmente dimenticato dal mondo nel febbraio 1989, proprio quando l'Ungheria sta cominciando a transitare verso la democrazia. Lui si spara e finisce tutto. La moglie era morta di cancro, era uno scrittore completamente dimenticato, aveva continuato per tutta la vita a scrivere in ungherese, per un pubblico minuto, che era quello degli esuli ungheresi o di chi leggeva questa lingua strana, muore in totale solitudine. E Napoli è il cuore di questa nuova narrazione. Vive a Napoli 4 anni, poi va negli Stati Uniti, poi torna a Salerno dal 1968 al 1980, un periodo molto lungo della sua vita. Non ne parla più nei romanzi, ne parla tantissimo nei diari. Questo è l'unico romanzo italiano, anzi non è italiano, è napoletano. Non c'è l'Italia in questo, c'è Napoli. Napoli è molto più di un microcosmo. Napoli è una forza magnetica che lo attrae con la sua totale alterità. Voi immaginate, se lo vedete nelle silhouette, non ho una foto di Maroi, ma cercate su Wikipedia, cercate ovunque, trovate questo personaggio alto, austero, sorride poco, severo, con se stesso, con la vita, con quello che ha vissuto, una vita apparentemente confortevole ma segnata, no, da una serie di traumi terribili. Per esempio non aveva figli, ne adotta uno e muore. La coppia non poteva avere figli, anche il figlio adottivo muore. Quindi l'idea di morire senza eredi, no? in una patria che non è la tua. L'unica cosa che assomiglia a una patria, molto più degli Stati Uniti, dove vive per avere una vita confortevole e per avere una cittadinanza. Ottiene la cittadinanza americana a un certo punto, ma non sarà mai la sua patria. Non si sentirà mai americano. È lontano anni luce da quel mondo, da quella cultura spirituale e materiale. È invece molto vicino al posto di questo romanzo. E in questo romanzo voi vedete affastellarsi una serie di caratteri. C'è il bambino rachitico che lavora, c'è il postino, c'è l'enorme mondo di questi piccoli commercianti, dei rigattieri, dei pescatori, c'è la gente comune, tutti poveri. Siamo nel 1948, all'inizio degli anni 50, questa è gente povera, questa è una città estremamente povera, ha un popolo quasi affamato, però ha una vitalità incredibile. Ed è questa vitalità disperata, fatta di gente che, come nota Maroi, è il confine tra lo stereotipo e l'osservazione acuta, spesso è labile, no? Dice, qui nessuno ha un lavoro regolare e hanno tutti un impiego. Sono tutti impiegati in qualcosa dalla mattina presto alla sera tardi. Non è spesso un'attività remunerata, non è un lavoro regolare, ma è fare, è essere parte di una comunità, è essere attivi. Dice, sono tutti incredibilmente attivi, mentre sulla carta non fanno nulla, non c'è nulla di documentabile in questo. E questa a lui sembra una cosa assolutamente straordinaria. È così lontana dal suo mondo, mettiamo, centroeuropeo,
post-imperiale, strutturato in classi, strutturato in ceti. Qui questa struttura è una società assolutamente non assimilabile a queste strutture, dominata appunto da questa figura del popolo, non tanto la gente istruita. Gli fanno conoscere Benedetto Croce, lo portano a vedere Benedetto Croce, quindi ha contatti con questo grande mondo straordinario dell'elite intellettuale napoletana. Non vive estraniato da quel mondo, però non è il suo mondo. Ci va naturalmente, è un uomo di ottime maniere, è stato educato in questo modo, è un aristocratico dopo tutto, sa come ci si deve comportare, conosce le regole dell'etichetta, ma non ci si trova, non è quello il suo mondo. Il suo mondo è quello di queste straordinarie persone, di questa realtà brulicante. Questo romanzo esce nel 1957. All'indomani di una delle più grandi delusioni, delle catastrofi mentali, soprattutto degli ungheresi che vivevano esuli, come scrive lui nel romanzo più volte i DP. Sapete cosa sono i DP? Displaced Persons. Era il termine burocratico per designare coloro che avevano lasciato il loro paese, ne avevano perso la cittadinanza, perché la prima cosa che fanno è toglierti la cittadinanza, toglierti il tuo diritto a restare, ma anche a tornare in Ungheria. Maroj non tornò mai in Ungheria. Neanche quando lo invitavano nella seconda metà degli anni '80 disse: finché qui ci saranno le truppe sovietiche io non torno. C'è questo carattere coriaceo, qualcuno potrebbe dire troppo austero, poco flessibile. No, è un'inflessibilità morale. Finché c'è dittatura io non torno, anche se mi racconti che la dittatura non è una dittatura, lo è. Finché non potrò scegliere liberamente i miei governanti, è una dittatura, punto, e non torna mai in Ungheria. Quindi vive da displaced person. Nell'ottobre 1956, quelli come lui, in quel momento negli Stati Uniti, stanno attaccati alla radio. La radio gli racconta di una rivoluzione. Per 2 settimane c'è la speranza di combinare qualcosa, c'è la speranza di uscire da un mondo e entrare eventualmente in un altro. E così come oggi c'è il dilemma dell'Occidente. L'Ungheria fa parte del patto di Varsavia, l'Ungheria non può essere aiutata per timore della terza guerra mondiale, tutti hanno l'atomica, l'Unione Sovietica si muove all'interno della propria sfera di influenza. Gli Stati Uniti si esprimono chiaramente contro qualunque intervento, qualunque intromissione. L'Ungheria è un affare interno del blocco sovietico. La rivoluzione viene schiacciata, tanta altra gente lascia l'Ungheria, il destino del paese è compiuto per decenni. Ed è all'indomani di questa delusione tremenda che Maroj fa uscire questo romanzo. Ed è un romanzo che racconta le vite intrecciate. Non ve lo racconto il romanzo, altrimenti non lo leggete. E quindi ci sarà abbastanza poco della trama di questo romanzo, prevedibilmente. Io vi racconto tutto il resto. E quindi vi do il contesto per capire poi quello che andrete a leggere. Ci sono le vite intrecciate di una coppia di DP, displaced person, alieni, persone che arrivano in questo posto, e Napoli ne raccoglie tanti. Tanta gente viene a Napoli per dimenticare. Il mare guarisce, dicono. Vengono per dimenticare storie personali terribili, paesi distrutti, città che non esistono più, identità in frammenti, e vengono a ricomporle, come se la salsedine potesse, no, curare le ferite. C'è l'unico passo che vi voglio leggere, molto breve, è proprio sulla condizione dello straniero. Gli stranieri ormai privi di una patria avvertono l'antica tensione della loro esistenza solo quando attendono la posta del mattino. In quei momenti riprendono a sperare. Non sanno cosa, ma sperano. Certo sono coscienti di non avere più una patria,
Una patria la si può perdere solo in maniera incondizionata e definitiva. E gli eventi storici, il più delle volte, non consentano che degli estemporanei, affrettati ritorni in patria, senza mai poter restituire l'essenza della terra natale, eppure aspettano la posta. Sanno che la patria non è solo un'entità reperibile su una carta geografica, ma un intreccio di esperienze, come l'amore. Chi è uscito per una volta da questo intreccio di esperienze cercherà invano di tornare a chi o a cosa amava. Non trova più una patria né un amante, ma uno Stato. O una donna che nel frattempo si è ingrassata o ha sposato un altro. Gli stranieri lo sanno, eppure aspettano la posta. Una delle dimensioni più terribili, no, di queste esistenze sospese è l'attesa di un qualcosa che sai che non potrà arrivare. Anche nel momento in cui tornassi in un posto che hai dovuto lasciare o che hai scelto di lasciare. Maroi non viene costretto tecnicamente, quando si parla di emigrazione forzate, non viene spinto al confine, viene incoraggiato ad andarsene in modo definitivo, a farsi dimenticare. Diventa appunto, come lo chiamavano, una Osteidegen, alieno di classe, che parola, anzi che due parole spaventose. È da rimuovere nel ricordo, fisicamente e spirituale, nel ricordo, no? L'attesa della posta, l'attesa di notizie, è un'attesa vana naturalmente, è un'illusione che si perpetua tutti i giorni. Arriva il postino e forse ci porta qualche buona notizia, ma quella buona notizia non è la redenzione. Il mondo di prima, no? Stefan Zweig, no? Il mondo di ieri non tornerà mai, è finito. C'è un altro mondo, c'è un'altra realtà e la nuova realtà non riuscirà mai a sostituire quella vecchia. Quei ricordi, quelle emozioni non torneranno più. Questo romanzo quindi racconta il tentativo impossibile da parte degli stranieri, da parte dei DP, di adattarsi alla nuova realtà, adattarsi a vivere in un posto che non è il loro, anche se lo amano alla follia. Tant'è che Maroi non torna, potete immaginare, per motivi economici in Italia tra gli anni 60 e 70. Non è questo, è l'umanità. È il fatto di trovare un sostituto di paese, un surrogato che gli consenta di mantenere un rapporto con l'umanità, che non è soltanto una prossimità geografica all'Ungheria. Tra Napoli e Budapest ci sono 2 ore scarse di volo. Il problema non è quello, il problema è lo spazio mentale, è lo spazio geopolitico che è infinito in quel momento. Il punto è mantenere appunto un contatto con la realtà. E Maroi, quando scrive questo romanzo e quando lo pubblica nella seconda metà degli anni 50, è un uomo di 57 anni, ancora giovane, relativamente, in forze, ma fiaccato da un'esistenza che ha visto almeno 3 momenti spaventosi. Il 1919, l'abbandono della prima patria, della città natale, che è sempre la cosa più importante che abbiamo. È sempre il porto in cui torniamo, no? Le pietre, le piazze, le chiese. Siete mai stati a Koszo o Košice? Nessuno? Oggi è la seconda città di un altro Stato, che non è neanche la Cecoslovacchia. Li chiamiamo Stati successori. È uno Stato successore della Cecoslovacchia. Per fortuna si è smembrata in modo molto pacifico, anzi erano tutti soddisfatti in quel momento. Come diciamo sempre, soddisfatti loro, soddisfatti noi. Non avevamo problemi con l'esistenza della Cecoslovacchia, non ne abbiamo con l'esistenza di 2 entità che si chiamano Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca. Finché c'è pace, finché non ci disturbano, non c'è nessun problema. Košice è la seconda città di questo Stato, la seconda città più grande. Oggi, ma ormai da molti decenni, è una città che parla slovacco.
Gli ungheresi sono ufficialmente, secondo queste cose strane che sono i censimenti, di cui sentiamo parlare molto spesso, al censimento gli ungheresi erano il 3%. Cosa vuol dire il 3%? Sono 8.000 persone. È una comunità. In un certo senso sono i residui, sono residui di un mondo, di una cultura, i residui di una storia. Sono come frammenti, no? Che il mare deposita, lascia, le onde portano via oppure riportano. Ci sono le pietre, c'è il Duomo, che è stupendo, ci sono tanti edifici della seconda metà dell'Ottocento, lo stile Liberty, no? Il Bauhaus, bellissimo, è un centro storico bellissimo. C'è un paese, la Slovacchia, che dopo aver negato negli anni 90 di avere qualunque cosa a che fare con l'Ungheria, oggi, in modo credo molto intelligente, sussume questa eredità e dice, beh ragazzi, tutto sommato noi siamo stati 1000 anni sotto la corona di Santo Stefano. È tanta roba, 1000 anni. Noi abbiamo una storia comune, è vero, eravamo i loro pastori, i loro contadini, ci hanno negato la possibilità di un'espressione nazionale, eravamo parte di loro. Poi ci siamo affrancati, siamo diventati una nazione, come si dice, no? Le nazioni esistono da sempre o vengono create? C'è chi dice che esistono da sempre, basta risvegliarle, no? Come con una mano fatata, e c'è chi dice che invece si costruiscono, passo dopo passo, come un manufatto. Oggi Koscia si chiama Košice. Koscia non c'è nella toponomastica, i nomi sono completamente cambiati, gran parte di quel passato è stato cancellato. Ci sono le mura, ci sono i centri culturali ungheresi, ci sono le associazioni, quindi c'è un mondo parallelo, c'è una cosa che si chiama cultura ungherese da quelle parti, però quel tipo di koiné, quel tipo di unità, quel tipo di microcosmo che raccoglieva, come in una tipica situazione imperiale, tante popolazioni e le faceva vivere una accanto all'altro senza propriamente fonderle, perché quella sarebbe assimilazione, quello è brutto, quello non esiste più, non tornerà più. La realtà di oggi è profondamente diversa e questo vale per tutte le periferie europee, anche di quelle di cui oggi si parla tanto. Arriva sempre il momento in cui devi scegliere che lingua parli, con chi stai, sei con noi o sei contro di noi, stai con noi o stai con quegli altri. E quello è un momento terribile, perché le popolazioni che vivono in un impero, qualunque tipo di impero, sia un impero dinastico come era l'impero asburgico o un impero ideologico come era l'Unione Sovietica, a un certo punto si trovano a scegliere la propria identità e l'identità diventa una fedeltà unica, non puoi avere due fedeltà. Dicono non puoi avere due patrie, anche se puoi avere diverse cittadinanze. Io sono molto fortunato, ne ho due. Ma se l'Italia e l'Ungheria si mettessero mai a fare guerra, uno come me si troverebbe ad avere molti problemi di coscienza, perché quello è il momento in cui devi scegliere. Non puoi stare con tutti e due, o non puoi stare con nessuno, a meno di non peccare di ignavia o di non scappare in un terzo paese. Si sceglie qualcosa sulla base di considerazioni, sulla base di calcoli costi-benefici, sulla base di un discorso di affinità emotiva. Mi sento tutto sommato alla fine più vicino a questi che a quelli. Ora, Maroj viene definito, è un cittadino del mondo, certo, visse in tanti posti, visse in Svizzera, visse negli Stati Uniti, in Germania, in Francia, in Ungheria, eccetera, visitò un sacco di paesi, restò sempre un fierissimo localpatriota di Koscia, il suo punto di riferimento fu sempre la piazza principale col Duomo, lì avrebbe voluto tornare, quello era il mondo della sua infanzia e quello era il paese che non c'era più. In tutti questi romanzi, come anche Il sangue di San Gennaro, e inciso
San Gennaro e questa spiritualità estrema, no? Al limite della superstizione, è quanto di più lontano dal mondo intellettuale, molto freddo, molto raziocinante. Murray è stato anche accostato dagli storici della letteratura, per esempio, a Thomas Mann. La sua prosa è Thomas Manniana, in un certo senso. Ecco, quanto di più lontano dall'irrazionalità di un miracolo al quale o credi e allora quel sangue va a liquefarsi, oppure dici no, razionalmente non è possibile. Quindi non ci credo, è un'impostura. Questa gente partecipa a un rito collettivo folle. Ed è proprio questa alterità totale che percepiamo in queste pagine. È un'alterità che lo affascina. E il suo mondo, in un certo senso, lo aveva tradito. Il mondo della razionalità, il mondo del calcolo costi-benefici, il mondo post-imperiale dell'Europa centrale, dei nuovi stati, di gente che si mette a disegnare confini, di gente che si mette a dire chi deve vivere dove, come, o a un certo punto chi deve vivere e chi no. Lui si rifugia in questo mondo dove nessuno ti dice nulla, o anzi parlano, spesso non capiscono. Non credo che Murray abbia mai imparato il dialetto napoletano, abbia mai imparato questa lingua. Probabilmente capiva la metà, un terzo, di tutto quello che gli veniva detto, ma senza capire interpreta. Senza capire la lingua, interpreta i segni, interpreta l'anima di questo posto e in questo posto trova una sorta di rifugio sicuro. Questa gente non vorrà ucciderlo, questa gente non vorrà, non vorrà abbandonarlo, lo abbraccia in un abbraccio corale, ed è un abbraccio corale di miseria. Non gli offre posizioni, non gli offre soldi, non gli offre fama. Però gli può offrire l'abbraccio corale di una comunità che a suo modo, con le possibilità che ha, molto limitate economicamente, lo accoglie. Lo fa sentire uno di loro, anche se da un punto di vista culturale, linguistico, di provenienza, non potrebbe essere più lontano. Ecco, questo è il miracolo che troviamo in questo libro ed è questo il motivo per cui sono stato molto contento di presentarlo e vi raccomando di leggerlo per capire non soltanto Murray, ma in un certo senso il mondo in cui viviamo. Grazie. Professore, deve ammettere che non tutte le sue lezioni si concludono così, devo dire. Ecco, per cui spero che si sia sentito accolto anche da Scandicci, anche da noi. Straordinario. Stefano Bottoni, grazie di cuore per esserci venuto a trovare, grazie a tutti voi per essere venuti anche questa domenica. Ci vediamo con Grazia Francescato il 10 di aprile? Che mi dice il sindaco? Allora, normalmente non ci sono domande in fondo, però il sindaco di Scandicci, con fare, come dire, autoritario... Se lo chiede il sindaco devo rispondere, no? Non posso... Posso dirlo o no? Il sindaco di Scandicci è stato uno dei miei migliori studenti. No. E non è captatio benevolenzie. Assolutamente no, assolutamente no. Va spiegata questa cosa. Il dottor Fallani è iscritto alla laurea magistrale LM84 in scienze storiche all'Università di Firenze e il dottor Bottoni ha avuto l'onore di averlo come studente. Ottimo studente. Aggiungo fossero tutti così.
non voto a Scandicci, e non mi è stato promesso nulla, ecco. Quindi non ho motivi di bassa lega per, come dire, parlare bene del sindaco di Scandicci. Allora, Orban. Quando abbiamo immaginato questo libro, io volevo parlare di Maroi, ovviamente, quindi ho detto va bene, parliamo di Maroi, troviamo una scusa per parlare di Maroi. In realtà sapevamo che ci sarebbero state le elezioni in Ungheria fra 8 giorni, anzi 7, domenica prossima, e quindi ero convinto che alla fine avrei detto qualcosa anche di quella persona. Poi in realtà è scoppiata la guerra e quello che io avevo pensato di dire in gran parte ho totalmente improvvisato e è legato molto più al discorso dell'esule, devo dire. Mi ha molto più ispirato quella parte che questo discorso da analisi politica di bassa lega, vince, non vince, non lo so se vince, non lo so. Secondo i sondaggi vince, per quello che i sondaggi possono comunicarci, per quello che gli istituti demoscopici possono dire, probabilmente vince per un discorso di sistema elettorale, per un discorso ovviamente di presenza sui media. E poi c'è un'altra cosa legata alla guerra. Orban non soltanto era molto legato al personaggio che sta muovendo guerra in Ucraina, Vladimir Putin, ma si è presentato nelle ultime settimane come un alfiere della pace. E quando scoppia una guerra, e l'Ungheria confina con un pezzetto d'Ucraina, siamo molto vicino a Košice, a Koscio per tornare. No, Koscio è in Slovacchia orientale tecnicamente. Andate a guardare sulle mappe, adesso abbiamo imparato dov'è la Galizia, eccetera, eccetera. Vediamo dov'è la Slovacchia, sta un po' più in qua, un po' più vicina a quando i giornalisti dicono il cuore dell'Europa, che espressione orrenda. È orrenda, ogni volta che Vukovar cos'era? Era il cuore dell'Europa, Sarajevo è il cuore dell'Europa? Conta qualcosa la parola cuore dell'Europa? Mariupol è un po' più lontana dal cuore dell'Europa? Dov'è il cuore dell'Europa? È dove vogliamo che sia. E quindi quando scoppia una guerra, chi predica la pace probabilmente ottiene un risvolto anche elettorale in questo momento. Cioè, gran parte della società ungherese vuole sentirsi rassicurata da due cose. Primo, non si spara. Secondo, non aumentano le bollette. Questo è un discorso terribile, assolutamente terribile, come diciamo, terra a terra, però funziona molto bene. Quindi non possiamo prevedere naturalmente cosa succederà nella prossima settimana, quindi quali eventi a volte anche totalmente imprevisti andranno a sconvolgere il quadro, ma è probabile che in una certa fascia della popolazione questo abbia un effetto motivante, e cioè dobbiamo tenere bassi i prezzi delle materie energetiche, costi quello che costi. Se le otteniamo da lui alle condizioni che vorrà. Quindi c'è l'idea del piccolo paese, c'è l'idea del abbiamo già sofferto abbastanza. L'in ungherese si chiude proprio, tutti questi inni, se andate a guardare, sono di una tristezza unica. La patria non è ancora persa, sanguiniamo, siamo schiavi, cioè non c'è un elemento di speranza in tutti questi inni nazionali dell'Europa centro-orientale. Sono tutti quanti bellissimi, no? Metà 800 fino a 800 a livello di, come dire, di scrittura e di composizione, una tristezza unica. E l'in ungherese si chiude proprio con abbiamo già sofferto abbastanza. E nell'abbiamo già sofferto abbastanza c'è l'idea molto chiara del proviamo a sfangarla, senza troppi danni. E questo, devo dire, si è impresso nella mentalità collettiva. E uno dice, ma l'Ungheria ha avuto il 56? Sì, però ha avuto anche due cose. Primo, lo schiacciamento del 56, e cioè 300.000 soldati che ti arrivano e schiacciano prevedibilmente ogni resistenza in 10 giorni. Secondo, dolore è l'atteggiamento occidentale. C'era la speranza di un aiuto occidentale. C'era la speranza.
speranza prevedibilmente delusa. Oggi, diciamo, come dicono i famosi realisti della politica, la scuola realista della dottrina americana di relazioni internazionali, che t'aspettavi? Ci sono le sfere di influenza. Ognuno si muove nella sua sfera di influenza. Se stai dalla parte sbagliata del confine, sorry, non è colpa nostra, noi non possiamo venire in aiuto perché abbiamo i nostri interessi. E i nostri interessi non collimano con i tuoi. Punto. È un discorso assolutamente razionale, che io capisco, anzi lo insegno, però capite, è moralmente terribile, è psicologicamente molto difficile da accettare. Quindi la società ungherese ha introiettato questo: non ci si intromette in affari più grandi di noi. Questo oggi gioca oggettivamente a suo favore. Quindi il fatto che noi diciamo ma sei isolato, meglio. Ma Visegrad, hai distrutto anche l'alleanza di Visegrad con gli altri paesi, no? Con la Polonia, la Repubblica Ceca, che invece stanno dalla parte giusta, stanno con niente, affari loro, facciano, mandino le armi, noi no. Quindi la logica è totalmente rovesciata. Se partiamo dalla nostra logica potremmo dire questo mostra la sua bassezza morale, la sua... No. In un'altra logica questo, quindi io credo che si guadagnerà un altro mandato. L'opposizione è abbastanza unita, deve, cioè, come dire, elettoralmente deve impedirgli di avere 2/3 dei seggi, che ha avuto per 3 volte di fila. Questo vorrebbe dire un Parlamento un Parlamento 50+1, vorrebbe dire l'impossibilità di cambiare ulteriormente la Costituzione, ma tanto è già stata cambiata abbastanza. Tecnicamente non è un impedimento a un governo, come dire, a un potere quasi assoluto. Quindi io devo dire, resto abbastanza pessimista su questo ed è quello che dirò in giro. Poi quello che succede domenica sera, poi lo vedremo. Stefano Bottoni, grazie ancora, grazie a tutti voi, buona domenica.